Serata conclusiva del progetto Mete Interreg 3 all'interno di Coast to Coast, che vede unita tutta la costa adriatica veneta, in particolare il territorio della provincia di Venezia e la Slovenia. Vogliamo che il turismo diventi la prima industria di Milano. La conferenza degli amministratori locali ha dato un bilancio positivo su quanto svolto. Crediamo con questo progetto di aver riaperto un confronto e un dialogo tra le amministrazioni comunali che io mi auguro sotto la regia della provincia, dell'assessorato al turismo, possa nel futuro rendere il turismo, il progetto turismo, una vera opportunità per questo territorio. Mete è senz'altro importante perché ci porta indietro nella memoria, nelle nostre tradizioni, promuove un prodotto turistico importante, un prodotto turistico legato alle ville, legato ai borghi, ai luoghi e legato in sostanza a questa straordinaria realtà che è il milanese, che può diventare proprio punto di riferimento e meta per una vacanza straordinaria, diversa dal solito, speciale, immersa nella cultura e nell'ambiente. La cena, seguita presso Ca' delle Nave a Martellago, Venezia, ha visto tra gli ospiti il presidente della Camera di Commercio di Capodistria e alcuni suoi collaboratori. Siamo contenti che abbiamo potuto partecipare in un progetto, dico che interculturale, perché anche vedendo le cose che sono da una o dall'altra parte della ex frontiera, noi abbiamo fatto la traduzione di tutti i testi in sloveno, abbiamo fatto l'art box, abbiamo fatto un evento tipico, particolare nostro, gastronomico. Abbiamo invitato tutti i partecipanti, quelli che hanno partecipato al progetto Mete, anche le autorità locali. Abbiamo fatto un buon prodotto, diciamo un prodotto che può essere come base per gli altri prodotti, per gli altri progetti che possono essere comuni e che possiamo farli insieme nel futuro.